Piazza Bra, il cuore di Verona, un cuore storico che un americano ha voluto portare in giro per il mondo attraverso la nostra figura più rappresentativa, ovvero Can Grande. David Blixt, autore di The Master of Verona, un libro su Can Grande della Scala, scritto da un americano. Come mai? Because I love Verona, because Verona we think is Romeo and Juliet, but Verona is Can Grande, it's Dante, it's the Renaissance. The Renaissance is born in Verona. Un grande amore per Verona. Verona è Dante, Verona è Romeo e Giulietta ovviamente, Verona è una grande passione. Questo non è un libro singolo, c'è una serie di libri, vero? The series is, I had one idea. Ho cominciato con un libro, ma studiando la storia di Verona mi sono accorto che c'era molto oltre Can Grande e così è nata una serie, ben 4 romanzi e tra l'altro molto corposi su Can Grande della Scala. Un libro che pensate ha venduto ben 20.000 copie solo in America, 20.000 copies. Yes. Wow, About. it's a success, è un successo. Sì. Did you expect this? Te lo aspettavi? No, not at all. Non se l'aspettava assolutamente, è stata una grande sorpresa, ma la sorpresa maggiore è stata quella di avere la versione in italiano di questo romanzo che presentiamo appunto qui a Verona e questa è la sua più grande gioia. Perché ti è piaciuto Can Grande? Why did you like Can Grande? Can Grande è il più grande della vita. Lui ha compiuto delle cose straordinarie, delle prodezze, ha ospitato Dante, è stato patrono delle arti e quindi ha fatto delle cose veramente straordinarie che rendono la sua vita più straordinaria della finzione, quindi è fatto apposta per diventare il protagonista di una storia. Ha fatto delle ricerche. How did you study Verona? Che è stato a Verona 4 volte, anche se non è mai abbastanza, e lui è ben cosciente della ricchezza della nostra storia e ha detto che comunque a Verona ha conosciuto moltissime persone, ma proprio anche gente dell'università, professori eccetera, che l'hanno riempito di libri, di materiale che ha portato a Chicago per studiare. Ha imparato ad amare Verona. You learned to love Verona. Yes. I know, at this point I know Verona better than I know Chicago. Io amo Verona io conosco Verona più di quanto non conosca Chicago, perché Verona è la casa del mio cuore. Chi ha tradotto il nostro amico David non è una traduttrice di professione. In realtà Can Grande riguarda anche la vostra vita, perché Anna e Antonio sono gli autori di un film documentario sulla vita di Can Grande della Scala, per l'appunto. E noi c'eravamo sul set quando avete iniziato le riprese. Adesso è pronto il film, è finito? È finito, è distribuito, si sta diffondendo pian pianino anche in Italia, perché su internet lo vendiamo fuori da Verona, è una cosa anche interessante. La cosa bella è stata che tu c'eri quel giorno, il primo giorno delle riprese c'eri, mi ricordo, insomma, è stata la primissima scena che abbiamo girato. È un emblema per Verona questo Can Grande, che si fa raccontare anche a 750 anni di distanza dalla sua vita. Sì, e secondo me, anzi, adesso proprio è giunto il momento di farlo rinascere in tutta la sua forza, perché non è ancora abbastanza conosciuto. Io spero davvero che questo fatto che David è riuscito a pubblicare in Italia questo romanzo e fare anche questa versione insieme a me con abbinato al documentario possa favorire la diffusione della conoscenza di questo personaggio che è davvero bigger than life, come dice lui, più grande della vita. Perché dobbiamo promuovere Verona al di là di Giulietta e Romeo, perché Giulietta e Romeo fanno capire che dietro c'è una storia molto più ricca da conoscere. E allora grazie ad Anna, thank you Mr. David per il suo lavoro su Can Grande della Scala, conosciuto in tutto il world, stavo per dire. Da un americano a Verona a un'altra storia, perché anche qui a Verona, qui in Piazza Bra, è scoppiata l'Happy Mania. Thank you very much. Thank you.